credo di aver capito, amici bellini, a cosa si riferiva Conte quando diceva il secondo posto è uguale al terzo e al quarto. Ieri stavo guidando verso altri lidi, come potete vedere, quindi questo video viene brutto perché devo fare un editing particolare solo col telefono, ma vi devo far sentire delle parole che ho ascoltato cronache in macchina mentre guidavo. Mi stavo quasi per accostare per fare una live notturna, però ho fatto bene a non farlo perché poi si rischia di scantonare e non voglio essere preciso. Ieri abbiamo scoperto da Nando Sinani che la stagione del Napoli vale 5 come voto, 5. Abbiamo scoperto da da Giuseppe Pastore, che la Supercoppa è un amichevole, non è un trofeo, e abbiamo scoperto che addirittura io mi devo affidare a Trevi per avere un minimo di equilibrio poi nel ragionamento e in quello che è il giudizio complessivo. E attenzione, il campionato non è ancora finito, perché Napoli può arrivare secondo così come dicono, ma potrebbe anche arrivare terzo o quarto. Le ultime partite può succedere qualsiasi cosa. Ed è importantissimo che non si arrivi terzo, altrimenti il voto del Napoli che va in Champions e vince la Supercoppa e fa quella brutta Champions è 3, è 2. Dovete ascoltare insieme a me. Un'altra squadra è il Napoli. E il Napoli è una squadra che io credo al netto di tutti gli infortuni e i problemi che ha avuto, ha fatto una stagione molto negativa, e credo vada detto in maniera aperta e chiara: gli infortuni del Napoli, io lo ripeto ancora una volta, sono una colpa del modo in cui è stata preparata la stagione, e non è la prima volta che capita. Benissimo, se questa cosa è vera, e mettiamo che sia vera, colpa di Conte se arrivano gli infortuni. Quindi gli infortuni non sono un alibi, giusto? Facciamo conto che sia così, è una colpa sua, non è un alibi, non è una difficoltà. Ascoltate, no, è perché sennò esco pazzo. Nella figura del presidente De Laurentiis ha messo a disposizione di Conte una squadra che le altre onestamente si sognavano. Poi siamo andati avanti a livello comunicativo e sembra quasi che il Napoli abbia fatto un miracolo ad arrivare al secondo posto, quando nessuno di noi immaginava che il Napoli potesse fare questa tipologia di stagione. Poi ha avuto tanti infortuni, ma l'ha detto prima Trevi, l'Inter ha avuto fuori Lautaro 3 mesi, Dumfries 4, Cialanoglu ha fatto 20 partite, e non lo so, la Roma ha avuto fuori mezza squadra per tantissimo tempo, il Milan ha avuto i suoi infortuni, tutti hanno avuto degli infortuni. Adesso sono 2 mesi più o meno che il Napoli ha di nuovo la squadra come dovrebbe essere, eppure continua a far fatica, continua a produrre poco. E allora? Perché gli infortuni del Napoli sono colpa di Conte? E gli infortuni dell'Inter, Dumfries 4 mesi, quell'altro 3 mesi, Lautaro, non dovrebbero essere colpa di Chivu? Perché poi se volete andare nel profondo degli infortuni, facciamo di nuovo la conta di quanti sono muscolari e di quanti sono traumatici, senza considerare che se all'Inter si fa male uno e gli altri continuano, a noi si sono fatti male tutti insieme, ed è quello il problema, che non volete capire perché uno, non volete approfondire, ed è brutto perché siete un punto di riferimento in Italia, 2, sapete ma preferite, vi fa più piacere fare un altro tipo di narrazione, perché parlate degli infortuni e poi adesso state dicendo che sono 2 mesi che abbiamo ritrovato tutti. Non c'è bisogno che io lo spieghi all'ambiente Napoli che non è così, perché Anghissà non ce l'hai, Lukaku non l'hai recuperato, gli altri che ancora non ci stanno non hai Di Lorenzo, Rachmani che hai recuperato ha dovuto chiedere il cambio, non è recuperato. State dicendo sul serio o state scherzando? Questa è la prima cosa. Dopodiché, e lo stesso Napoli, oggettivamente, io faccio fatica a trovare un giocatore che sia stato valorizzato da Conte quest'anno. Addirittura ieri sentivo dire: possiamo dire che Højlund è scarso? No, io non ce la faccio a dire una cosa del genere, anzi. E quindi magari si può forse iniziare a dire che non viene messo nelle condizioni ideali per essere valorizzato, così come De Bruyne, così come altri giocatori. Forse si può iniziare a dire anche quello. E i vari Lang e Beukema e altri giocatori che comunque fino a 12 mesi fa erano assolutamente validi, magari non sono stati messi nelle condizioni per essere valorizzati. Diouf
è stato messo nelle condizioni di essere valorizzato. Luis Enrique è stato messo nelle condizioni di essere valorizzato. Bonni, se tu chiedi agli interisti, dice, è un po' moscio, forse non è stato valorizzato. Ma fare il paragone è stupido, perché questo racconto è parziale. Prima di tutto Højlund, e lo dice dopo anche Trevi, quindi potrei lasciar parlare lui. Højlund è un altro tipo di giocatore oggi ed è stato valorizzato. Alisson Santos credo sia stato valorizzato, non giocava nello Sporting, è stato valorizzato. Poi ci sono gli altri acquisti. Possiamo discutere di Milinkovic Savic o di Meret, sapete la mia, per me non cambia niente, e non è certo Conte che lo deve valorizzare. Gutierrez per me è stato valorizzato, ha imparato un nuovo ruolo, cioè giocare a destra, da esterno che va a tutta fascia a destra. Lo abbiamo visto anche braccetto contro il Como ed è una possibilità di qualità che secondo me si può esplorare. Gli altri, vogliamo parlare di Lang? Lo sappiamo tutti che Lang non ha avuto la testa per lavorare con Conte. Colpa di Conte? Non lo so, visto che Alisson entra, fa dribbling e gioca bene. Vogliamo parlare di Lucca? Vogliamo parlare di come è stato valorizzato McTominay, sia da mezzala sinistra di inserimento, sia da mediano, sia da mezza punta, sia da attaccante, sia da esterno. Vogliamo considerare McTominay. De Bruyne, quante partite ha fatto? Come si fa a giudicare la stagione di De Bruyne? Come vedete, io poi me lo spiego, perché poi quando vado live e sento dei commenti che ritengo impossibili, dici io ho guardato la stessa partita tua, sto guardando lo stesso campionato tuo e tu mi dici una cosa che non ho visto, che non è vera. Però purtroppo se loro dicono così, se altri giornalisti a Napoli, ancora meno studiosi, ancora che dovrebbero essere più conoscere meglio, ma lì c'è il doppio discorso di convenienza, oppure di andare contro, o di andare contro l'allenatore per andare a favore di De Laurentiis, lo sappiamo il giochino. Ma è normale che il resto dei tifosi possa andare a vento, perché non è il lavoro del tifoso quello di guardare la partita, di fare un'analisi tattica. Ascoltiamo. La Supercoppa è un qualcosa di fondamentalmente amichevole che, per carità, se la vinci sei molto contento, ma non puoi in nessun modo, ma nemmeno nel Milan di Conceição, salvare una stagione. Quindi non è una cosa che... E io non credo alla buona fede di chi dice questa cosa. E Conte lo sappiamo che spesso dice le cose pro domo sua, ma non è, in nessun caso è possibile barattare una Supercoppa con un 30° posto in Champions League, che è il vero, secondo me, punto dolente della... Che significa barattare una Supercoppa con il 30° posto in Champions League? Che vuol dire? È una cosa a parte, è un trofeo che era in palio, ce lo siamo giocati, lo abbiamo vinto, anche molto bene, anche giocando molto bene. Quindi non è solamente il risultato, ma è anche come ti sei imposto contro il Milan e contro il Bologna, che non era assolutamente scontato. Che c'entra metterla a paragone con una brutta Champions, che sicuramente è una macchia sulla stagione del Napoli e di Conte, ma anche su quella di Chivu, e anche su quello della Juve, e anche sull'Atalanta, perché il discorso è generale del calcio italiano. Ma fossimo noi quelli là con la rogna che roviniamo il calcio italiano a livello internazionale. E dai, vedi un po' se io devo ascoltare Trevi e dargli ragione perché fa un discorso più logico. Il problema è che lui lo fa per il paragone con Allegri. Essendo lui anti-Allegri, deve fare una distinzione tra Conte e Allegri, soprattutto per questo. Il discorso è questo, basta. Io non sono d'accordo sul fatto che non abbia valorizzato nessuno. Penso che Højlund sia un giocatore migliore dopo questa stagione dal punto di vista delle cose che ha imparato. Penso che Vergara sia un giocatore che ha migliorato. Penso che Alisson abbia imparato tante cose del nostro campionato. Non credo che non sia migliorato nessuno. E non sono d'accordo con Pasto sul fatto che non è che tu baratti la Supercoppa con la Champions. In Champions hai fatto pena, male, Giusto. ridere o forse piangere. Supercoppa, Conte è arrivato, si è messo la giacchetta del Napoli e ha detto qua poi famo un culo così, e gli ha fatto un culo così a Napoli prima, scusami, a Milan prima e a Bologna poi. E su questo non devo aggiungere niente perché è storia. Devi dire
È uscito malino in Coppa Italia, malissimo in Champions League, ha vinto la Supercoppa. Cioè, nel giro Che è del il quarto però trofeo su vale la 4. cosa. Se il ragionamento è questo, però, che lo posso prendere per buono, l'anno scorso la stagione del Milan era malissimo in campionato, male in Champions League, ha vinto la Ma il Supercoppa. campionato è centrale. Anzi, finale Coppa Italia. Ma qui questo fa secondo per Champions. Quindi è molto meglio la stagione del Napoli. Ma questo fa secondo per Champions. Capito, è molto diverso da fare nono e vincere Napoli deve fare Napoli non deve andare manco in Champions League, scusa, ma io l'ho messo, squadra, ma io il santo Dio. Napoli l'ho messo favorito a vincere il ma campionato e ha fatto secondo, però non ha fatto ottavo. No, ma sto dicendo, secondo va bene a magari non a 12 punti dall'Inter. Però ancora una volta, Ti dico il secondo posto è un conto. Secondo posto con un attacco a 30 gol dall'Inter, con tutto quello che è stato speso. Ti dico però, Vi rendete conto? Tutto quello che è stato speso con una squadra che non hai avuto per poter fare quel gioco che tutti si auspicano. Adesso mettiamo in mezzo che il secondo posto va bene, però hai fatto 30 gol in meno, di conseguenza fallimento. Ecco perché Conte risponde così, ecco perché Conte sa quella che è l'aspettativa che lui si porta dietro, e se non vince un fallimento, il secondo posto è un fallimento a livello nazionale, non per noi, forse neanche per lui, sicuramente non per De Laurentiis, perché De Laurentiis non gli chiede di vincere un altro scudetto, sarebbe assurdo solo pensarlo. Ne abbiamo 24 nella nostra storia, improvvisamente ne dobbiamo vincere 3 nell'arco di 4 anni. Voi siete completamente impazziti, avete completamente perso il senno se pensate a una cosa del genere. E quindi devo dare merito a Trevi, che se tu fai il paragone con la stagione del Milan dell'anno scorso, che sono arrivati noni quanto sono arrivati, è meglio quella stagione là perché sono arrivati in finale di Coppa Italia senza vincerla rispetto a noi che arriviamo secondi in campionato. Aiuto. Giocatori giusti e chiudo da 5,5. io direi da 6,5, ma non è certamente una bella stagione. Per me pure 5. No, e allora la stagione del Milan l'anno scorso è migliore di quella del Napoli, se mi dite questo. La stagione del Milan è migliore. Certo che è migliore, perché il Milan È l'unico anno che non ha fatto i gol. Ma come fa il Napoli noi viviamo in realtà in cui il Napoli non si qualifica neanche tra le prime 4 quest'anno. Ma non è che sia le 4, il Napoli non è mai stato in dubbio che andasse tra le prime 4. Esatto. Ma non è mai stato in dubbio manco sulla classifica. Siamo sempre stati là. Cioè, il fatto che il Napoli non abbia mai messo in discussione di uscire tra le prime 4 è una colpa. Stagione da 5. Cioè, se non vinci, se non ti metti a livello dell'Inter, che l'hanno detto tutti e lo stanno dicendo tutti, una grandissima squadra, un grandissimo allenatore, una grandissima società, senza andare oltre quello che è il potere politico che noi sappiamo, dentro e fuori la politica. Stagione da 5, se arrivi secondo, con o senza la Supercoppa, perché la Supercoppa è un amichevole. Diciamo che la votazione del lavoro del Santone ha fatto primo e secondo, prendendo una squadra decima, e ha vinto la Supercoppa. Qua vince 0, forse arriva quarto per sbaglio, giocando un calcio putrido. Non sarà uguale Conte Allegri, amici, ve lo voglio bene. Stiamo discutendo. Allegri, vabbè. Insomma, è così. Questa è la realtà a livello nazionale, perché loro rappresentano il nuovo tipo di comunicazione sportiva. Non lo so se i soloni della vecchia comunicazione si faranno da parte e questo sarà il futuro, ma intanto io li ascolto volentieri perché hanno portato un format diverso e mi sembrava, e continua a sembrarmi in alcune forme, un tipo di informazione piacevole che a volte non si prende troppo sul serio, ma che spesso porta ai dati quando ci sono gli Stefano Ferré, quando c'è un Andrea Marinozzi, quando c'è un Stefano Borghi, quando però si lascia briglie sciolte un'altra parte della redazione di cronache, quando va Biasin a parlare solo dei fatti dell'Inter, quando sento Nando Siani andare contro il Napoli a prescindere proprio, è un discorso a prescindere. Per quanto riguarda Pastore, io sono convintissimo che lui ne capisca di calcio e che questo discorso venga da una frustrazione del fatto che Conte non sia andato al Milan, perché Pastore non voleva Allegri e ha sperato fino alla fine. Questa è una mia convinzione, sono allegation, ma questo è, e
ha dato fastidio, un Napoli solido che non ha mollato la seconda posizione e che quindi ha impedito ad altre squadre, vedi il Como di Fabregas che è simpatico, di viversi la favola giornalistica. La Roma con Gasperini, adesso la Roma, Gasperini può vincere il campionato, ve lo ricordate? L'avevano detto, può vincere il campionato. E la Juve che incespica con Tudor, poi con Spalletti cercano di recuperare, ma anche con Spalletti zoppicano. Invece Spalletti va bene come Santone, Gasperini va bene come Santore perché ha vinto oggi, ha vinto ieri. Mentre Conte e Allegri vanno demoliti allo stesso livello. Quindi io sono consapevole, non sono avvilito, quando li ho sentiti dal vivo volevo veramente distruggere tutto, ma sono consapevole delle difficoltà che Conte stesso ha capito di vivere in un ambiente come Napoli, perché non sei protetto all'interno e non sei protetto all'esterno. Il Milan ha avuto una difesa di Allegri dal suo ambiente, lo dice anche Trevi, che Allegri non deve portare avanti una comunicazione per difendersi perché lo difende direttamente l'ambiente. L'Inter ha creato una narrazione su Chivu che poi è andata bene, quindi l'hanno protetto nei momenti di difficoltà che sono arrivati. La sconfitta col Bodo non si sente più, è tutto, passa tutto in cavalleria. E la Juve adesso sta cercando di darsi una credibilità con Spalletti, però così diventa proprio difficile competere ad armi pari, al di là di tutte le cose, quindi mi rendo conto che altri tifosi possano andare a ruota e devo capirlo, devo accettarlo. È bellissimo quando poi parlano di italiano e si dice no, ma l'italiano può essere una buona soluzione per il Napoli. Dov'è il Bologna? No, perché se il Bologna adesso noi lo dobbiamo affrontare, se ci batte è una tragedia, Conte out, italiano in e già sappiamo dove dobbiamo andare, senza proprio problemi. Il Bologna sta molto sotto in classifica, molto sotto, e uno può fare il discorso e dice vabbè, ma il Bologna è una squadra più scarsa del Napoli, perché italiano dovrebbe fare dei miracoli e fare gli stessi punti di Conte. È giusto. Ma se l'Inter ha una squadra molto più forte del Napoli, perché Conte dovrebbe fare gli stessi punti se non di più dell'Inter? Vi trovate? Se non vi trovate non fa niente. Da New York, da qualche parte, non disclosed. Valerio Fluido è tutto. Scusate per il video brutto, che non so come riesco a tagliarlo, altrimenti è tutto così. Vi voglio bene, resistete, io resisterò, forse, non so quanto, però ecco perché io mi sto divertendo di più a parlare delle altre squadre, perché non sono coinvolto, parlo semplicemente di calcio.